È indubbio che ci sia una, non dico una grande, ma una grandissima preoccupazione circa la mancata proroga del 110. E non capisco neanche come mai il governo continui a pensare l'incentivo come una spesa e non come un investimento. Perché io ritengo che i finanziamenti del 110 a carico del governo siano in effetti una spesa momentanea, ma che sicuramente nel tempo dà e sta già dando degli effetti sicuramente positivi. Ma al di là del concetto di carattere economico, ritengo che il 110 sia importante perché crea uno sviluppo quello che è il nostro territorio. Probabilmente tutti non sanno che le case inquinano di più delle nostre vetture. Allora, perché non pensare di non portarle una volta per tutte ad essere estremamente performanti e ad essere efficienti? Una statistica dice che se noi fossimo in grado di performare tutte le case, di portarle ad una classe A, potremmo avere un risparmio del 70% di quello che è l'attuale consumo. Se vogliamo spendere meno, dovremmo cercare di avere minori consumi. E questo noi ci dovremmo veramente preoccupare. Quindi perché non vederlo come una cosa estremamente funzionale e positiva? Si parla poi di frodi, ma anche queste sono delle cose non vere, perché la frode non l'ha fatto il 110, l'hanno fatto gli altri il 90% e qualche altro incentivo dove non c'erano tecnici attenti che verificavano i costi, dove le imprese che eseguivano le operazioni erano anche diverse. Quindi non si può parlare di evasione sul 110, anzi io direi che grazie al 110 noi abbiamo messo in evidenza, e lo giustifica anche una nota delle casse edili, non c'è più lavoro nero. I versamenti alle casse edili sono aumentati in maniera esponenziale e quindi auspico che il 110 venga prorogato, anche perché è stato fatto veramente poco, soprattutto per quanto riguarda le case singole. Il problema è lo stop della cessione del credito. Le imprese che sono rimaste sono imprese che sono uscite da una lunghissima crisi, è andata dal 2008 al 2018, c'è stata la pandemia, c'era questa leggera ripresa col 110 che ha portato i suoi frutti, siamo esausti, per cui se viene chiuso questo rubinetto che è la cessione del credito, io penso che questa sia veramente la fine per tutti. Si parla in Italia di 33.000 aziende in sofferenza. Rivolgo anche una preghiera a chi ci governa per capire che la situazione è veramente difficile, insomma.